Io ritengo che esistono le norme che sono state emanate sulla materia da parte del governo e ci sono le ordinanze regionali che dettano in maniera chiara ed esplicita cosa non si deve fare, quali sono i divieti e quindi attenersi a quelli e cercare di come dire, essere scrupolosi nell'attuazione delle misure che ha previsto il governo, che sono misure che nascono ovviamente da valutazioni sanitarie, quindi tecniche sulle quali non possiamo noi entrare nel merito. Ho ricevuto, ho registrato anche questa preoccupazione da parte delle categorie sindacali e datoriali, nel senso che mi hanno rappresentato che circolano delle notizie che non sempre sono realisticamente sostenute poi nella realtà, per cui la cosa importante è che sul piano della informazione ci si attenga alle notizie certe, che sono quelle che provengono dalle strutture governative e da chi in questo momento mantiene la filiera delle decisioni sanitarie, che sono appunto il Ministro della Salute, le regioni, la parte sanitaria, gli assessorati alla sanità, e su questo io direi che poi equivoci non se ne dovrebbero creare. Poi sappiamo che esiste il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS che interviene, che fornisce tutte le indicazioni sul da farsi in caso di eventuali chiamate da parte di persone che temono o sospettano di avere avuto un contagio o un contatto con persone contagiate.